abbiamo stanziato 13 milioni trovandoli nel nostro bilancio, cioè senza dover aspettare la legge di stabilità, quindi i primi interventi sono già arrivati e arriveranno nei prossimi giorni quelli ulteriori, però l'abbiamo detto con coraggio all'inizio, il Granchio Blu può essere anche un'occasione, perché è una pietanza che in soli 2 mesi si è affermata nella ristorazione. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida inaugura la 125esima edizione di Fiera Cavalli e annuncia lo stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere la filiera della pesca in forte sofferenza a causa della proliferazione del granchio blu, minaccia il nostro ecosistema ma anche risorsa gastronomica da valorizzare. Il ministro a Verona, la più importante rassegna al mondo dedicata ai cavalli, interviene anche sulle polemiche di questi giorni in tema migranti dopo l'accordo tra Italia e Albania. L'Albania è un protagonista dell'Europa come continente, è una nazione peraltro che chi oggi critica Edi Rama, minaccia di epurazione. Oggi leggevo su un giornale importante nazionale che il PD ha chiesto di cacciare Edi Rama dal Partito Socialista Europeo. C'è qualcosa di più sconsiderato che un atteggiamento così negativo. Chi ci aiuta ad affrontare, a risolvere un problema viene criticato da una parte politica italiana che spera di poter approfittare di questi problemi a vantaggio della propria parte politica. Ma a Verona fino al 12 novembre i grandi protagonisti saranno i cavalli per una kermesse che fa della Fiera Scaligera polo di riferimento a livello nazionale e il responsabile del Dicastero dell'Agricoltura evidenzia come il sistema fieristico italiano sia da organizzare e razionalizzare guardando anche ad altri paesi europei. Noi abbiamo bisogno di attrarre grandissimi eventi di questo livello sempre più, avendo una logica anche su diversi livelli del sistema fiere, con fiere principali che attraggono eventi internazionali e fiere invece di altra caratura che possono invece fare eventi di carattere nazionale o regionale. L'Italia sul sistema fieristico può fare molto di più, deve organizzarsi diversamente. E in tal senso Verona gioca un ruolo di primo piano, dal Vinitaly a Fiera Cavalli per l'appunto, che ogni anno cresce in termini di numeri e qualità. E a proposito di qualità, grande protagonista della giornata, il grande campione Varennes. 2500 cavalli con 60 razze presenti all'interno, 700 espositori, 25 paesi rappresentati, quindi insomma diciamo che è un'edizione importante anche dal punto di vista numerico. C'è da dire che quando vince un campione nel mondo ha sempre sangue italiano. Prova ne sia che avremo la presentazione, l'ultima uscita pubblica di Varennes proprio oggi, che è stato il campione di tutti i tempi.